Buongiorno da Leandro Maggi, siamo a Taglio di Po con Antonio Milani. C'è una pagina, un gruppo importante, interessante su Facebook, sui social, che si chiama C'era una volta Taglio di Po, dove molte persone mettono fotografie di un tempo, eccetera. Tra le persone più attive c'è Antonio. Lei ha inserito molte fotografie degli anni 50, 40, tra l'altro la sua famiglia aveva dei personaggi abbastanza importanti, illustri, il maestro del paese, un maestro di musica come Tullio, che era forse il papà di tanti cantanti che ci sono qua nel delta del Po. Come è cambiata secondo lei Taglio di Po in questi anni? Lei tra l'altro abita a 300, quindi è un bel po' che non vive il paese. Adesso quando ritorna rispetto agli anni d'oro quando lo abitava lei? La Taglio di Po che ricordo io era la Taglio di Po di quando ero bambino, quindi ovviamente dal lato politico, dal lato economico, dal lato sociale, un bambino non si rende conto, quindi a me è difficile fare un raffronto tra la Taglio di Po dal punto di vista politico, economico, finanziario, sociale, religioso di oggi e di quella di quando ero bambino. Io da bambino vivevo come tutti i bambini, vedevo Taglio di Po sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto della befana, sotto l'aspetto dei regalini, quelli che c'erano allora, l'aspetto di come erano le bancherelle per la fiera, e queste cose qui, insomma. L'occasione è ghiotta per parlare di un tempo, ma per parlare di oggi di Taglio di Po, perché parlando fuori onda io e te dicevamo Taglio di Po purtroppo si è un po' adagiata rispetto a altri paesi del nostro delta. Tu magari che vieni da fuori lo puoi osservare in maniera diversa rispetto a chi ci abita come me. Vediamo un Portoviro abbastanza attiva, Porto Tolle anche, Rosolina città turistica. Taglio di Po in questo momento qua ha avuto un attimo di blocco. Secondo te è determinato dalle persone, da cosa? Forse Taglio di Po è un paese dormitorio rispetto a paesi come Portoviro, però io ho ovviamente non devo trovare lavoro, non ho figli che debbano cercare lavoro qui a Taglio di Po. Io ho fatto dei suggerimenti al sindaco che sarebbe venuto, e allora non era ancora stato definito perché non si erano concluse le elezioni. Ho fatto 3 proposte. Ho detto, io a Taglio di Po vorrei quello che vorrei. Io, come se fossi stato cittadino di Taglio di Po, una comunicazione tra Taglio di Po e Piano di Rivà, una pista ciclabile, perché vedo che ci sono parecchi ciclisti che fanno Taglio di Po piano con pericolo per via del fatto che la strada è stretta e c'è molto traffico. Poi in secondo luogo suggerisco ancora al sindaco la sistemazione della piazza, specialmente la parte diciamo che accoglie i cittadini che vanno a passare lì un'oretta, 4 chiacchiere, ed è molto bello. Non sono molti paesi del delta che hanno questa oasi dove i cittadini si incontrano. Poi fra l'altro c'è la fortuna che uno che vuol fare 4 chiacchiere non va al bar e va nella piazza, trovi sempre qualcuno da fare 4 chiacchiere, e tu penso che tu abbia idea, sappia cosa vuol dire per una persona anche di una certa età poter parlare, chiacchierare di stupidaggini magari, potrebbe però anche uscire l'argomento interessante, no? E ultima, ma dopo ci sono altri che possono dare altri suggerimenti, il ponte tra Taglio di Po e Portoviro per pedoni e biciclette. Quindi questi sono 3 suggerimenti che darei al sindaco da prendere in considerazione. Io ho un elenco del 1951 delle famiglie povere di Taglio di Po
che usufruivano dell'ECA, Ente Comunale Assistenza. Ce l'ho perché mio nonno era presidente dell'ECA nei primi anni 50. Sono 447 famiglie. Ogni famiglia aveva in media tra le 6 e le 7 persone, compresi genitori, zii, nonni, c'era di tutto, figli. Quindi fai 6 per 5, 30, sono quasi 3.000 persone che erano indigenti. Quindi oggi penso che a Taglio di Po non ci sia la necessità, c'è senz'altro, ma non a questo livello, ecco. Tutti cercano, ma anche il lavoro in paese spesso, ma con le macchine, si industriano. Se la zona che progredisce economicamente, industrialmente, è quella di Portoviro, è un attimo, oggi come oggi, passare di là e avere il nostro paese tranquillo. Quindi Taglio di Po potrebbe avere quest'anima di attrazione turistica con le sue attività culturali, sperando che ci siano attività culinarie, attività di tutti, cioè curare questo aspetto turistico del paese. Ecco. Nell'intro della pagina C'era una volta Taglio di Po, c'è scritto: per ricordare Taglio di Po quanto grande era e con la speranza lo possa diventare ancora, perché c'è un minimo di polemica che Taglio di Po sia un po' adagiato, come ne parlavamo prima. Secondo te può ritornare ancora a essere questo paese con la musica e con gli scrittori e con personaggi importanti? Ma certamente, però ovviamente bisogna individuare le persone e dar loro questa possibilità. E qui c'è anche il lato economico. Se non ci sono poi sbocchi, diciamo, per la propria vita, uno deve rinunciare, anche se gli piace l'attività, però insomma a un certo punto uno vuol fare la sua famiglia, la sua casa, voglio avere una vita dignitosa come hanno tutti gli altri, non voglio essere proprio il 2 di coppe quando va a spade. Grazie Antonio, gentilissimo, grazie. Ringrazio te per la considerazione che hai avuto. Ciao, grazie.